Servizio psichiatrico di diagnosi e cura del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'Ospedale Sant'Antonio di Padova, con i nuovi reparti destinati alla prima e alla seconda fase della cura di patologie delicate non curabili ambulatorialmente. Un progetto costato una decina di milioni di euro, partito addirittura quasi 20 anni prima e finalmente giunto a compimento grazie al contributo di realtà pubbliche e private. Un servizio già operativo, inaugurato e visitato dal governatore veneto Luca Zaia, il quale ha ribadito l'importanza degli investimenti nella tecnologia e nelle professionalità. Si tratta di una struttura annessa al vecchio complesso Sant'Antonio che permette di concentrare realtà psichiatriche essenziali, come sottolineato, umanizzando l'aspetto terapeutico e liberando contestualmente altri spazi nelle strutture sanitarie cittadine, garantendo così una revisione logistica complessiva equivalente ad una ottimizzazione del servizio ospedaliero stesso. 4.000 metri quadrati distribuiti in 3 piani più 300 metri quadrati di terrazze esterne a definire un modello distante anni luce dalla struttura lager tristemente associata alle cure psichiatriche. A proposito di sanità d'eccellenza, la presenza a Padova del governatore Zaia non può evitargli una domanda sul nuovo mega ospedale destinato a diventare punto di riferimento non soltanto per il territorio veneto. La scelta politica non vuol dire nulla, o si fanno le cose per legge oppure no. Diciamo invece che siamo pronti per dichiarare nel giro di qualche mese la pubblica utilità, che rappresenta la pietra miliare per realizzare l'ospedale. Con la liberalizzazione della mobilità sanitaria ogni cittadino può andare a curarsi dove vuole, quindi il Veneto rischierebbe di pagare il conto in altri stati per le cure dei propri cittadini, ma è anche viceversa, quindi sarà un ospedale per i veneti ma anche attrattivo per tutti gli stranieri. E a proposito di sanità d'eccellenza, Zaia parla con entusiasmo di sanità dell'infanzia. L'ospedale del bambino è la massima espressione, la sublimazione della sanità del Veneto, è il conclamare quello che è già una grande specializzazione per il Veneto. Siamo stati i primi con l'oncoematologia pediatrica, la Città della Speranza ne è una delle emanazioni, siamo stati i primi con i trapianti di rene, siamo stati i primi per moltissime altre grandi azioni, ad esempio la cardiochirurgia pediatrica. Vogliamo dedicare presso il nuovo policlinico una torre intera del policlinico, una sezione intera a quello che sarà il nuovo ospedale del bambino. Bambin Gesù, Burro Garofalo e ospedale del bambino di Padova.